Maria Teresa Senatore, una vita dedicata al sociale, adesso ha scelto di scendere anche in politica, politica amministrativa che è leggermente differente dall'altro tipo di politica ma è molto similare. Lei ci vede differenza o no? Se lei mi sta chiedendo se la mia esperienza di sociale mi servirà anche quando, io spero, sarò sindaco, io le dico di sì, perché la forma primaria di dedizione al sociale è quella di fare il volontario. I bisogni della gente devono essere l'oggetto di qualsiasi attività. I bisogni della gente poi ti determinano la preparazione di un programma. Allora adesso devo farle comunque due domande scomode, perché lei è comunque la moglie di un consigliere comunale, Renzo Mazzon. E ne sono molto orgogliosa. Qualcuno dice che magari seguirà molto i suoi consigli o magari sarà influenzata dai suoi consigli. Al di là, prima si è accennato che le donne comunque sono toste e hanno già le loro idee in testa, difficilmente fanno ciò che dicono gli altri. Ma per rispondere a questa battuta, chiamiamola così, cosa dice? Io credo che mio marito sia una persona molto intelligente, che ha dato 35 anni della sua vita a Portogruaro senza chiedere nulla e senza averne nulla in cambio. E mio marito sarà la persona che rispetterà le mie scelte e nel caso io ne abbia bisogno mi sarà di supporto. Perché insomma ha un bagaglio di esperienza che va sfruttato, perché insomma conosce la macchina amministrativa, essendoci stato dentro e tuttora dentro, insomma. Vede, non è solo il marito, tra virgolette, che si deve sfruttare, si devono sfruttare tutte le persone che a Portogruaro hanno lavorato, che sia mio marito, che sia Gradini, che sia il signor sindaco Bertoncello, tutte queste persone hanno lavorato per Portogruaro e la loro esperienza è un'esperienza che va usata, non si deve rottamare nessuno, ognuno ha dato il suo e ognuno deve essere valorizzato. Allora l'altra domanda scomoda per chiudere il discorso e anche l'intervista, chi è che teme di più tra i candidati finora emersi, perché sembra, sì, di sicuro c'è Scarpa e Terenzi, ma forse verrà qualche d'un altro. Lei guarda a loro o tira avanti per la sua strada? Solo che io probabilmente di carattere sono molto positiva. Io le dico onestamente, il discorso di temere è qualcosa che è al di fuori del mio modo di ragionare. Io penso sempre che dal dialogo possono nascere soluzioni molto buone. Ci incontreremo, ci parleremo, l'obiettivo è quello di migliorare Portogruaro, penso sicuramente per tutti e quindi vedremo come andrà. Io onestamente le dico non ho voglia, non mi piace nemmeno creare tensione. La sensazione comunque è positiva, è partita bene secondo lei l'avventura? Lei che dice? La sala era piena. Quindi la ringrazio molto. Grazie.